Sì, It's your sclero un bari. Mamma non badare, mamma non badare, mamma non badare a ciò che dicono di me. Mamma non badare, mamma non badare, mamma non badare a ciò che dicono di me. Mamma senti a me, non badare a ciò che dicono. Lo so sembra ridicolo, l'odio senza un motivo. No, leoni da tastiera, dalla mano leggera. Si sfogano via media, sono i figli di quest'era. Mi han detto un po' di tutto, poi scritto tanto altro. Ho letto anche che rubo, poi che spaccio a volte ammazzo. Sono il peggio del peggio di te pagliaccio. Sono un pessimo esempio, però poi le mamme piace. Un personaggio scomodo, testardo e troppo indomito. Descritto come un pazzo a cui non fotte un cazzo proprio. Scurile nel parlare, ma con stile mai volgare. Ma dotato sia nel lessico che in campo sessuale. Già per questo attira invidie di chi non sa stare al mondo e spreca tempo ed energie rinunciando al proprio sogno. Invece di guardarsi attorno e crederci giorno per giorno, sta sul cazzo a tutti quanti come fosse in un film porno. Odio chi ti giudica senza sapere niente, non conosce le tue storie, non capisce le tue scelte. Non ascolto, non comprende o forse manco ci si mette. Fatto sta che poi pretende di sapere cosa hai in mente. Parlano di me, sparlano di me, parlano di me senza sapere niente. Parlano di me, sparlano di me, parlano di me senza sapere niente. Parlano, sparlano, parlano di me, parlano, sparlano, parlano di me. Parlano, sparlano, parlano di me, parlano di me, sparlano di me. Seduto a capo tavola, sorseggio nero d'avola. Vi ascolto e poi vi sfotto e me ne fotto di chi blatera. La gente parla matula, la testa chiusa e scatola. E se glielo fai notare c'è anche il rischio che si incavola. Sta roba è come droga, ci ha frittato tutti il cervello. Tutti pronti a dirla propria, tutti dentro a sto bordello. Pare proprio che sia questo lo slogan di sto millennio. Finalmente abbiamo tutto ma siamo più vuoti dentro. Tipo hater sui social, tutti in preda a paranoia, alla ricerca della gloria, tra giornate senza gioia. Ma la fame è una puttana che ti sputa un batingoia. Se le palle resti a galla, se non succhi e fai la troia. Ma d'altronde come ovvio non sono mica uno stolto. Dal momento che mi espongo so bene il rischio che corro. Tipo il tipo che mi infama perché vuole fare il figo, ma in privato mesi prima mi scriveva frase un mito. O la tipa che commenta perché non gliel'ho mai data, gliel'ha data sempre a tutti e mai gliel'hanno rifiutata. Il giornalista che intervista senza aver approfondito, fa domanda a cui ho risposto ma non credo abbia capito. No. Parlano di me, sparlano di me,